Ogni giorno affollano le mense, i centri di ascolto, le comunità e li trovi su strade e marciapiedi a chiedere l'elemosina. E questi sono i poveri visibili, italiani e stranieri, bianchi e neri. Ma ci sono anche quelli nascosti, bisognosi sommersi che pur avendo le necessità pensano sia un'umiliazione chiedere il piatto di pasta o altri generi di prima necessità, come ad esempio gli indumenti ed il cibo da portare a casa a moglie e figli. E forse anche a nuore e nipoti che condividono lo stesso tetto. Storie di miseria che in Sicilia si moltiplicano di giorno in giorno, tanti senza un posto di lavoro e chi ce l'ha non è pagato per come dovrebbe nei tempi dovuti. Per far fronte agli impegni economici alcuni sono costretti a vendere gioielli acquistati in tempi migliori o chi si rivolge a istituti bancari o privati per provare a chiedere anticipazioni. L'obiettivo è la sopravvivenza, arrivare alla fine del mese. Una situazione sempre più critica e insostenibile che attende ancora un'adeguata politica sociale. Si parla di nuove tasse, di rientrare dal deficit statale, ma nel frattempo i nuovi poveri aumentano, anche ad Agrigento, come afferma con preoccupazione il direttore della Caritas diocesana Valerio Landri. Gente che rischia di perdere la casa, gente che viene sfrattata perché non riesce a pagare l'affitto mensile, gente che non riesce a far fronte a delle spese indispensabili, pensiamo alle cure mediche o a tutto quello che possa servire per i figli, gente che davvero rischia la disperazione. All'ordine del giorno sono all'ordine del giorno notizie sul suicidi, no? Sempre numerosi sono i suicidi e questo è chiaramente un segno evidente, forte di come gli italiani stiano vivendo un momento di grande difficoltà e di quanto sia importante riuscire a creare delle relazioni di sostegno che possano, ecco, dare una speranza a chi è davvero nella disperazione. In che modo la Caritas diocesana di Agrigento prova ad intervenire a sostegno di queste fasce? Quello che proviamo a fare è, come dicevo prima, creare relazioni, ascoltare, e provare a farci compagni di viaggio di chi vive un momento di difficoltà. Abbiamo degli strumenti come quelli del microcredito diocesano, quello regionale, il prestito della speranza con le difficoltà che ha ad attecchire, ma il nostro compito soprattutto è quello di coinvolgere le comunità parrocchiali perché si assumano la responsabilità di farsi prossimi a quanti vivono nel loro territorio e vivono situazioni di grande difficoltà. Ma l'attenzione del direttore della Caritas diocesana di Agrigento è rivolta anche agli stranieri, sempre più numerosi, presenti sul territorio. Landri ha scritto una lettera indirizzata alla comunità ecclesiale della provincia, auspicando una maggiore integrazione e convivenza. Lo straniero è una risorsa perché fa parte del nostro tessuto sociale, fa parte della nostra società di oggi che è inevitabilmente cambiata. Io ritengo che sia cambiata in meglio proprio grazie alla presenza dello straniero che vive in mezzo a noi e lavora prendendosi cura spesso proprio delle categorie più fragili delle nostre famiglie, pensiamo agli anziani o ai bambini, fa parte della nostra famiglia e quindi l'invito che ho fatto alle comunità e ai cristiani di Agrigento è quello di riflettere quindi su come ci si rapporta con la figura dell'immigrato che vive nelle nostre famiglie, nelle nostre case, lavora nelle nostre terre e su come effettivamente sia necessario percepire la presenza dello straniero come quella di un compagno di viaggio, un collaboratore della nostra famiglia che ci aiuta a sostenere delle difficoltà legate proprio alle fragilità umane, quindi all'età o alla malattia e non come un dipendente o ancora peggio in certe situazioni un vero e proprio schiavo. Pensiamo a tutte quelle situazioni in cui le colf, le badanti soprattutto si trovano a lavorare per 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 con un contratto a nero, cioè senza contratto e quindi senza alcun diritto.